dell'ULSS 2 e ho la fortuna oggi di coordinare un po' il pomeriggio che stiamo vivendo su questo progetto di turismo sociale inclusivo. La prima cosa che faccio, chiamo le due dottoresse che sono state, diciamo, il vero motore dell'organizzazione, e quindi dottoressa De Coppi e dottoressa Schiavetto, che non vi aspettavate, ma un bel applauso perché hanno lavorato moltissimo e fino a qualche ora fa eravamo indecisi se andare al lago o venire su. Abbiamo cercato di capire dal punto di vista meteorologico le cose e effettivamente abbiamo deciso di venire qua e il tempo ci ha dato ragione perché è meglio stare al coperto. La seconda considerazione che faccio è che già è una serata di gioia, perché quando noi vediamo dei giovani devono ancora iniziare a suonare, ma solo la visione di questi giovani, ecco, questo riempie di gioia moltissimo, e quindi anche un applauso ai ragazzi. Ecco. Poi abbiamo i ragazzi che voi vedete ai lati qui della sala, che sono del gruppo Giovani della parrocchia di Revine Lago. Ecco, giovani della parrocchia di Revine Lago, che ci danno una mano nell'organizzazione. Altra bagno di gioventù e di disponibilità, perché qui è la disponibilità che ha, diciamo così, ci porta avanti nella giornata. Ecco, il progetto di cui parliamo oggi è un progetto ministeriale che è portato avanti e voluto dalla Regione Veneto, ed è un progetto che riguarda il turismo inclusivo. Qual è il concetto? Il concetto è che la parte del turismo del tempo libero deve essere organizzata di modo che possa essere utilizzata in maniera completa anche da chi ha la disabilità. Quindi è proprio la giornata, vuole essere un messaggio a tutti, agli operatori, a noi stessi, all'organizzazione, ai politici, proprio per aumentare e andare e proseguire verso questa strada di inclusione. Inoltre, il fatto di affrontare questo turismo sociale inclusivo vuol dire anche affrontare quello su cui ci stiamo impegnando moltissimo, che è quello dell'avvio dei progetti di vita. Perché il progetto di vita è fatto dal lavoro, è fatto dalla scuola, è fatto dalla parte di assistenza sanitaria, però è fatta dalla parte anche del tempo libero e quindi dello sport, del turismo. Qui dobbiamo anche ringraziare, poi faremo in maniera specifica, però dobbiamo ringraziare tutte le associazioni, perché anche loro hanno dato una mano nel avviare questo progetto. E come sapete, ogni ULSS è partita con determinati progetti. Domani ci sarà un'altra giornata nel distretto di Asolo, ecco, sempre affrontando questo tema dell'inclusione. Ecco, noi vorremmo passare dall'approccio delle ipotesi, delle parole ai fatti, e quindi a consolidare la questione dell'inclusione, proprio, ripeto, partendo dal progetto di vita, che è un approccio che abbiamo cercato di condividere con tutte le parti istituzionali. Diciamo che la realizzazione e l'organizzazione dei servizi accessibili è quello che noi ci aspettiamo, che ci stiamo dando da fare. Qui abbiamo i rappresentanti, poi vedremo, dell'organizzazione, della politica, e insieme stiamo collaborando su questo fronte qui. Guardate, io vengo da un altro mondo,
però ho la fortuna di vivere adesso da 1 anno e mezzo a questa parte su questo ambito, che dà delle grandi soddisfazioni, perché da una parte trovo una grande operatività da parte di tutti, un aiuto fortissimo dalle associazioni e la sensazione che sta cambiando anche in questo senso qualche cosa è palese e quindi porta soddisfazioni. Allora, da un punto di vista diciamo così organizzativo, adesso passerò la parola ai rappresentanti regionali e locali e poi noi avremo così il piacere di ascoltare questi ragazzi. Dopodiché ci sposteremo e andremo a fare il brindisi, una festa, perché questa sera deve avere proprio l'approccio della festa. Allora io adesso chiedo... Rigoli, abbiamo chiesto che per quando usciremo il tempo sia clemente, quindi ci sposteremo in tranquillità. Ecco, lei ha il collegamento diretto, io ancora no, però speriamo che la dottoressa venga sentita da chi decide anche questo. Allora io passo la parola al sindaco di Revine, che ringrazio moltissimo perché fa parte di tutto il gruppo che ci ha aiutato in questa serata, e anche l'anno scorso avevamo vissuto un'altra bella giornata. Grazie Sindaco. Beh, innanzitutto buonasera, vi do il benvenuto qui all'auditorium della Banca Prealpi San Biagio qui a Tarso. Vorrei partire con dei ringraziamenti, ma non mi voglio dilungare molto questa sera e cercherò di fare un ringraziamento generale a tutti i partner coinvolti. Ovviamente concedetemi 2 ringraziamenti particolari, uno all'orchestra, perché è bellissimo vedere circa un'ottantina di musicisti così giovani che a breve ci lieteranno con la loro musica, e un ringraziamento lo devo anche all'azienda sanitaria ULSS 2 Marca Trevigiana, che insieme alla dottoressa Bressan e la mia giunta hanno organizzato e gestito l'evento, perché hanno fatto tutto loro. Questa volta io sono rimasto a guardare, ma il merito è loro, quindi grazie Luigella, grazie Elisa e grazie Thomas. Ovviamente un ringraziamento va anche alla Banca Prealpi San Biagio e all'associazione Noi per Noi ETS di Mutuo Soccorso di Banca Prealpi San Biagio, sempre presente, e per averci concesso l'auditorium gratuitamente. Vi spiego brevemente il progetto che realizzeremo a stretto giro grazie alla competenza del nostro ufficio tecnico. Non è altro che un progetto che ha la finalità innanzitutto di rendere fruibile un nostro sito naturale a Revine Lago. Sto parlando dell'area verde comunale di Santa Maria, frazione capoluogo del comune di Revine Lago, e questa finalità si realizzerà grazie a un contributo di 25.000 euro assegnatoci dall'ULSS 2 Marca Trevigiana per il tramite della Regione e per la Presidenza del Consiglio dei Ministri. Sottolineo che la Regione comunque ha percepito questo progetto di socialità e inclusività nel proprio territorio già dal 2017, quindi si vede anche qui la lungimiranza della Regione del Veneto, e incrementa questo fondo con un 10% di risorse proprie. Detto questo, il progetto prevede la fruibilità a persone diversamente abili, persone con problemi di deambulazione a questa nostra area naturale, e non è altro che un consolidamento e una manutenzione straordinaria di 2 camminamenti già esistenti, molto semplici, ma che per diverse persone purtroppo ad oggi ancora non lo sono. E si tratta di 2 passerelle che dal parcheggio dove sostano le autovetture di quest'area naturale si possa accedere al blocco servizi, ovvero al chiosco comunale, e al sentiero naturalistico che poi costeggia
entrambi i nostri laghi, il lago di Santa Maria e di San Giorgio di Lago, appartenenti ai comuni di Revine Lago e del comune di Tarzo, presente insieme alle Riviere Lago anche questa sera perché ha patrocinato l'evento e con il quale condividiamo il sito lacustre. Quindi io non mi dilungo oltre, un ringraziamento lo faccio a voi pubblico presente perché io definisco sempre queste serate come un quadro. Con la vostra presenza così numerosa, così massiva questa sera, voi fate da cornice a questo bellissimo quadro, quindi il merito va anche a voi per la presenza. Buon proseguo e buona serata. Grazie Sindaco. Adesso Presidente Quinta Commissione ci porterà i saluti della Regione. Grazie. Grazie, buonasera a tutti quanti, siete tantissimi e siamo tantissimi ed è molto bello. La prima opportunità che ho è di portarvi il saluto, oltre che mio, anche del mio collega, il consigliere regionale Roberto Bette, e insieme vi portiamo il saluto del Presidente Zaia al pregiatissimo Sindaco Magagnin. Sono spiacente di comunicarle che non mi sarà possibile partecipare all'evento Note sul Lago, Riflessi di vita in musica a causa di concomitanti impegni istituzionali. Desidero far giungere per questo tramite i miei complimenti alla sua amministrazione per questo evento che rientra nel progetto regionale Turismo sociale ed inclusivo nel Veneto. Una società sensibile ed imparziale ha l'obbligo di garantire che tutti i cittadini abbiano le identiche possibilità di riuscire nella vita e le stesse opportunità di crescita formativa e lavorativa, ma anche le stesse opportunità di svago e di divertimento. Il turismo sociale è quindi uno dei fiori all'occhiello del lungo percorso di inclusione che è ai vertici dell'agenda sociale del Veneto. Un cammino che si è sviluppato su due filoni: permettere a persone che si trovano in una condizione di disabilità di vivere esperienze di vacanza in sicurezza e consentire a chi lo desideri di trovare nel settore turistico un'opportunità di impiego in un ambiente protetto e seguito. Sono interventi concreti per una cultura dell'integrazione che non sia solo sulla carta, ma che rappresenti davvero per le persone disabili una possibilità di riscatto e opportunità di autonomia con progetti di vita indipendente, di formazione e di lavoro. Questa iniziativa diventa quindi un momento di sensibilizzazione sul tema, ma anche di accoglienza inclusiva in uno dei luoghi belli dell'Alta Marca trevigiana. Nel ringraziare la sua amministrazione e i giovani dell'Orchestra Sio di San Fior che scalderanno il cuore dei partecipanti con la loro musica, rivolgo a tutti i presenti i miei più cordiali saluti. Dottor Luca Zaia. Da parte mia, come Presidente della Commissione Sanità e Sociale, non posso che aggiungere alcune brevissime considerazioni, poi ascolteremo la musica. La prima, penso dobbiamo dare veramente un grande grazie al Sindaco Magagnin, Massimo, e a tutta la sua amministrazione, a tutti i collaboratori del Comune, perché sono loro che hanno raccolto dalla ULS 2 l'opportunità di portare avanti in prima persona come ente questo progetto a cui teniamo tutti davvero tanto, a di diventarne i protagonisti, ed un comune così bello ma così anche di dimensioni più piccole, insomma, rispetto ad altre nostre realtà, diventa un protagonista davvero significativo nel diventare colui che porta avanti il progetto per tutti i comuni dell'ULS 2 Marca Trevigiana, e quindi ringraziamolo davvero, perché oggi festeggiamo ma il lavoro dietro sicuramente è tanto, e gli facciamo un bel applauso al Sindaco. Crediamo tutti molto in questa tematica che è quella del turismo inclusivo e dell'inclusione delle nostre comunità. Questo è un territorio molto avanzato e molto maturo, lo dimostra la vostra presenza, una presenza non soltanto dei servizi sociali significativa, dei comuni che sono impegnati in prima linea, ma anche di un terzo settore che vedo qui questa sera, che salutiamo davvero con grande apprezzamento. Crediamo che si possano fare ulteriori passaggi in avanti, che il nostro territorio possa essere, con il coinvolgimento di tutti, creando una rete integrata
di tutti possa essere pensato e riprogettato proprio per diventare ancora di più inclusivo, come ha dimostrato di voler fare Revine Lago con uno dei luoghi più belli del nostro patrimonio UNESCO, che sono i laghi di Revine Lago e di Tarzo, e che diventano quindi un esempio concreto di quello che vuole essere, quello che ha detto il Presidente Zaia: da un lato l'opportunità per chi vuole vivere esperienze di vacanza di poterlo fare in modo sicuro, dall'altro lato anche quello che diceva prima il dottor Rigoli in modo importante, che è uno dei focus dell'azione anche dei servizi sociali, che è quello di portare tutte le persone a poter cogliere le loro opportunità di inserimento sociale e le loro opportunità di inserimento lavorativo, e quindi anche chi può trovare in un settore che da noi avrà grande sviluppo ancora in futuro, che è quello del turismo, anche un'opportunità di trovare una soddisfazione di tipo professionale e quindi di creare questo tipo di sinergia anche con le strutture ricettivo-turistiche del nostro territorio. L'ultimo pensiero lo vorrei rivolgere a questi ragazzi, perché un passaggio, un percorso sulle nostre comunità in tema di inclusione è stato fatto. Ci crediamo molto tutti quanti, no? E il mondo degli adulti col mondo dei più giovani magari si fanno tutti gli sforzi possibili. Ogni tanto magari noi anche non abbiamo l'approccio giusto con i giovani, però io penso che voi con le vostre energie, con la vostra lucidità e la vostra capacità avete l'opportunità, visto che siete qua oggi, portate la musica, portate la cultura col vostro direttore Fantinel, che salutiamo, però lo fate in un momento di inclusione, quindi questo tipo di germe secondo me voi potrete saperlo portare avanti su questo territorio e sviluppare ancora di più quelli che sono i principi che crediamo tutti, che non sono soltanto quelli dell'inclusione, ma anche quelli della dignità, della cultura, del rispetto e dell'opportunità davvero per tutti. E quindi è molto bello anche questo scambio con i più giovani e che loro colgano da noi il bello, il meno bello e lo sappiano anche migliorare. Grazie e complimenti a tutti quanti, buonasera. Grazie Presidente. Adesso, prima di chiamare il padrone di casa, vorrei rafforzare questo concetto della Presidente, cioè l'inclusione dei ragazzi nei confronti dei ragazzi. Io ci credo talmente tanto, e lo dico, poi buttiamo in cestino quest'idea se vogliamo buttarla, ma una volta si faceva il militare, chi ha la mia età ha fatto il militare. Ecco, secondo me dal punto di vista formativo in futuro potrebbero essere qualche mese da parte dei giovani ragazzi di affiancare le associazioni, di vivere l'inclusione, che potrebbe essere assolutamente formativo per il futuro. Magari questo è un sogno, un'idea che non si realizzerà mai, però secondo me potrebbe essere molto utile per la formazione dei giovani, perché loro stessi ne uscirebbero rafforzati. Invito il padrone di casa, il sindaco Boff, a portare i saluti di questo splendido comune. Grazie al dottor Rigoli. Grazie al Comune di Revine Lago che ci ha portato qui sul nostro auditorium a questa bellissima manifestazione e grazie a tutti coloro i quali hanno collaborato a questa iniziativa e coordinato questa iniziativa. Organizzare cose al giorno d'oggi non è semplice e quindi necessita comunque di tanto tempo, tanta volontà, tanta voglia di fare e fare le cose fatte bene. Mi viene la riflessione su due cose in particolar modo. Noi oggi siamo qui ad affrontare il tema della disabilità. Io penso che in realtà la disabilità, e farò un'affermazione forte, non esiste. La vera disabilità è data dall'indifferenza e dall'ignoranza. Perché dico questo? Perché molte volte rendere il nostro territorio maggiormente accessibile, rendere ciò che è bello, ciò che è fruibile, renderlo disponibile a tutti, a volte non è una questione di grandi sforzi, a volte è semplicemente una questione di avere quell'attenzione e quella sensibilità e anche quella voglia di voler capire,
magari come una cosa può essere fatta in modo diverso. Perché vi dico questo? Perché questa sensazione è chiara, l'ho avuta quando noi come amministrazione comunale ad esempio abbiamo approvato il PEBA, che è un piano che prevede che venga fatta una ricognizione del comune per capire dove ci sono i problemi. Poi ci sono problemi che li puoi risolvere in 10 minuti, problemi che ci voglia qualche anno a risolverli, però quando fai una cosa nuova, fare una cosa che sia accessibile a tutti o fare una cosa che diventa inaccessibile, lo sforzo è pressoché identico, cioè è una questione proprio di sensibilità e di ignoranza, quindi di non voler conoscere determinate cose, non voler approfondire determinate cose o semplicemente essere indifferenti rispetto a certi temi. E questa secondo me è la vera disabilità, perché chi ignora queste cose ha una disabilità cognitiva nel non capire che di fondo se io faccio un camminamento pedonale, mettere le mattonelle per i non vedenti non è un grande sforzo, si tratta semplicemente di mettere 2 mattonelle al posto dell'asfalto, voglio dire, e anche il costo non è eccessivo. Creare uno scivolo invece che uno scalino non è una cosa granché complicata nel momento in cui lo realizzi, è semplicemente il fatto di conoscere, capire e avere la sensibilità verso questo. Quindi proviamo a pensare che in realtà chi ha il problema non è chi deve muoversi, chi ha il problema è chi non ha la capacità e la volontà a volte di voler imparare e di avere la sensibilità per vedere determinate cose. E quindi questo è un invito, perché a volte, cioè, lo dico anche a me stesso, non lo dico perché a volte noi certe cose se non ci toccano non le vediamo, facciamo finta di non, oppure magari è uno sforzo in più informarsi, è uno sforzo in più capire. In realtà si scopre che si riescono a fare delle cose meglio, più fruibili, più belle e semplicemente avendo solo la sensibilità. E di questo ringrazio l'amministrazione comunale di Elvine, ringrazio la Regione del Veneto, perché è vero che escono i bandi, però poi ci vuole anche la sensibilità da parte dell'amministrazione di capire che quella è un'esigenza del proprio territorio, il fatto che i nostri magnifici laghi possono essere fruibili, possono essere usati anche da persone con diversa abilità, è importante e quindi è importante avere questa sensibilità, è importante fare un progetto, parteciparvici e poi che tutti gli enti che fanno rete come la Regione, la provincia, eccetera, lo sostengano. Altro tema, che è un tema più di attualità, poi non la tiro lunga, altro tema di attualità, un invito che faccio, perché molte volte noi oggi siamo subissati dall'informazione, magari piuttosto di passare un po' di più di tempo per leggere magari come possiamo rendere il nostro territorio migliore per anche chi ha abilità diverse dalle nostre, lo spendiamo per guardare la televisione, dove ogni problema, i problemi esistono nel mondo, esistono nella vita di ognuno di noi, esistono le cose belle, esistono le cose brutte, da quando esiste il creato esistono anche queste cose qua. Molte volte quando ci fermiamo sempre a guardare la TV e a leggere i giornali, quello che è un problema viene ingigantito, perché così più gente guarda la TV e più gente legge i giornali, e viene enfatizzato come se tutto fosse un problema e ci fa vivere con l'angoscia. Noi oggi continuiamo ad assistere proprio nelle ultime settimane a telegiornali che continuano a ripeterci quanto degrado ci sia nella nostra gioventù, quanti problemi abbiano i nostri giovani, quanto i nostri giovani non siano educati, capaci, eccetera, eccetera, eccetera. Esistono, sono problemi che esistono, però io vorrei dirvi che i ragazzi sono anche questi ragazzi qua, sono i ragazzi che stasera literanno la nostra serata con le loro musiche. E attenzione, cioè non è facile, cioè suonare uno strumento, suonare in un'orchestra vuol dire dedicarci tantissime ore, tantissimo impegno, fare le prove, studiare, imparare a suonare uno strumento, cioè la passione di voler coltivare questo, vuol dire che c'è volontà, c'è passione, c'è voglia di fare, c'è voglia di studiare. I ragazzi della parrocchia che qui oggi ci aiutano nel coordinare questa serata sono dei ragazzi che
invece di andare a fare altro, invece di andare a fare danni in giro per le strade, sono qua ad aiutare per questa serata qua. Quindi non lasciamoci fuorviare da quelli che possono essere i problemi ci sono e bisogna trovare le strade per risolverli, però dobbiamo guardare anche i tanti esempi belli, che sono molto di più di quelli brutti, che in realtà stanno intorno a noi, perché se noi mettiamo tutto in un calderone e facciamo passare per brutto tutto, poi diventa tutto brutto. Quindi un messaggio che voglio mandare è di aver fiducia nei nostri giovani, perché abbiamo tanti bravi giovani, tanti giovani capaci e con tanta voglia di studiare e di fare, e se glielo riconosciamo anche ogni tanto magari ne avremo di più di bravi e un po' meno di quelli un po' più monelli, consentitemi il termine, e magari riusciamo a recuperarne qualcuno. Non mi dilungo oltre, ringrazio tutti e sono sicuro che loro saranno bravissimi, perché lo si vede nei loro occhi. Grazie a tutti e buonasera. Grazie Sindaco. Sicuramente domani non ci sarà sui giornali un articolo di quanto bravi sono stati loro, però dovrebbero iniziare a farli. Lo facciamo. Allora, prima di dare la bacchetta al maestro Fantinel, io direi, dottoressa, venga qui e lei fa 2 parole nel presentare questi ragazzi, perché la dottoressa me l'ha scritto qui, ma è giusto perché l'ha scritto in maniera molto passionale, quindi è meglio che lo dica lei. Grazie, dottor Rigoli. Questa è, secondo noi, l'esempio dell'inclusione, cioè un'orchestra in cui ciascuno mette il proprio impegno, mette le proprie capacità, rispetta le capacità degli altri e anche le fragilità degli altri, ma soprattutto, se anche una piccola parte dell'orchestra non funziona, ha una ricaduta su tutti. Quindi è proprio il simbolo dell'inclusione, in particolare questa, dove abbiamo una ottantina oggi, ma arrivano fino a 100 ragazzi tra i 10 e i 20 anni che si esercitano durante tutto l'anno, che si esercitano d'estate attraverso dei campi appositi e che coltivano proprio l'idea della condivisione, della passione e dell'entusiasmo, che è qualcosa di cui abbiamo continuamente bisogno. Ne abbiamo bisogno come adulti, l'ha detto bene il sindaco Boff, perché ogni tanto, insomma, ecco, la fatica della quotidianità ci toglie l'entusiasmo. Questo gruppo è un gruppo che come dire, è molto conosciuto nel territorio, come dire, il momento topico è stata la partecipazione a Tussiche Vales, quindi insomma è un'eccellenza del nostro territorio. Per questo motivo li ringraziamo, perché hanno accolto subito la nostra proposta di essere con noi per fare festa. L'obiettivo è proprio di divertirci questa sera, quindi vi chiediamo di applaudire, di ballare, di cantare se c'è da cantare, ecco, perché questi ragazzi ci danno questo entusiasmo. L'ultima cosa che mi preme dire è che sono onorata e commossa nel vedere la platea qui piena. Ci sono 300 posti a sedere e ci sono molte persone in piedi, quindi credo che arriveremo a 400. Non me l'aspettavo, sinceramente, quindi vi ringrazio tutti, ringrazio gli enti del terzo settore, che non nomino tutti perché ecco, abbiamo poco tempo, ma che ci hanno aiutato. Ringrazio le famiglie che tramite ANFAS ci danno supporto e anche un po' di critiche quando serve, ma ci aiuta questa cosa nel fare meglio. Saluto tutti i colleghi che questa sera sono qui con noi e saluto soprattutto tutti i ragazzi, gli utenti, le persone con disabilità che fanno parte della nostra grande famiglia e che questa sera sono qua con noi e che fanno festa con noi. Dopo questa breve, spero breve, momento, ecco, introduttivo, io lascerei la bacchetta al maestro Fantinel, che ci accompagnerà nella serata e che ci farà provare anche qualche piccola sorpresa che non vi anticipo.
e quindi li accogliamo, credo, con un grandissimo applauso.
Ho una voce abbastanza importante, beh, come vuoi. Direi sinfonica. No, allora, velocissimamente, noi alterneremo vari brani. Alterneremo delle compilation come questa dove c'è musica da film e musica rock e dei brani invece di musica classica o più tradizionali per questo tipo per questo tipo di organico. Adesso faremo un brano comunque contemporaneo perché il compositore Meyer è un compositore vivente, però in stile colonna sonora, in stile musica da film. La composizione si intitola Terranova.
La composizione che andremo a eseguire adesso invece è un adattamento, un arrangiamento che ho fatto io di un semplice tema popolare irlandese che avevo sentito per radio, che mi era piaciuto. E sono arrivato a casa, l'ho scritto e è venuto fuori quello che sentirete. È un tema molto semplice, però per loro gli è piaciuto subito, insomma. È una danza popolare irlandese, un tema popolare irlandese.
Continuiamo, prima di ritornare nel repertorio più moderno. È molto importante per me, quando ho iniziato questo progetto, abituare i ragazzi a suonare qualsiasi genere musicale. Siamo partiti logicamente dai generi più vicini a loro, come potevano essere quello rock o come poteva essere quello della colonna sonora. Qui adesso abbiamo l'orchestra dei medi, diciamo noi, perché abbiamo l'orchestra dei piccoli, abbiamo l'orchestra dei medi e abbiamo l'orchestra dei grandi. L'orchestra dei grandi praticamente vuole solo fare classico. Tutto questo repertorio qua, niente, se è possibile meglio evitare per loro, anche perché poveretti è da tanti anni che lo suonano. Però il concetto è questo: l'abitudine a suonare un determinato tipo di repertorio porta il ragazzo a voler esplorare sempre di più, e l'esplorazione produce logicamente desiderio, produce voglia di mettersi alla prova, e logicamente mettersi alla prova ti metti alla prova sui brani quelli tosti, non ti metti alla prova sui brani all'inizio, sui brani che ti danno tanta soddisfazione perché tu li senti belli, ma poi la soddisfazione viene dall'aver superato le difficoltà. E per cui adesso vi facciamo il brano da una sinfonia di Telemann, un piccolo brano da una sinfonia di Telemann, il primo movimento. Adesso ci vuole un piccolo momento di assestamento, perché con i grandi, insieme ai grandi che sono qui in rappresentanza di tutta l'altra orchestra dei grandi, faremo un piccolo omaggio a Morricone, faremo un piccolo medley di temi di Morricone.
Alice era sempre stata una bambina come le altre, perfettamente normale, finché un giorno si ritrovò con un paio d'ali. Alice aveva immaginato che sarebbe cresciuta diventando alta come sua madre o suo padre, ma mai e poi mai avrebbe immaginato che le sarebbero spuntate delle grandi ali colorate. Comunque, già che le aveva, decise di provarle subito. Presto Alice si ritrovò a volare in alto, tra le nuvole e gli uccellini, per poi tuffarsi giù, giù impicchiata, e capì che non si era mai divertita così tanto. Ma poi arrivò la cena e Alice era sempre stata così normale che non sapeva cosa avrebbero detto a casa vedendo le sue ali per niente normali. È pronto? Entrando in casa, Alice si coprì con un grande giubbotto. I suoi genitori non si accorsero delle ali, ma sembrò loro comunque strano che Alice tenesse il giubbotto in casa. Non fu facile fare il bagno e nemmeno andare a dormire. Il giubbotto era caldo e scomodo, ma ormai Alice aveva deciso: mai nessuno avrebbe visto le sue ali. Il giorno dopo Alice andò al parco, ma aveva troppo caldo per giocare insieme agli altri e così rimase in disparte. I lunghi viaggi in macchina con quel giubbotto erano insopportabili. Andare in piscina era terribile e questo era niente in confronto a ciò che provava alle feste di compleanno. Alice si sentiva normale con quel giubbotto solo quando pioveva. Un giorno una bambina provò a toglierle il giubbotto. Alice scappò via arrabbiata, triste e rossa di vergogna. Se solo non avesse mai avuto quelle stupide ali. Poi Alice vide degli uccellini che volavano in alto nel cielo e si ricordò di quanto era stata felice durante il suo primo volo. Allora le venne in mente che forse era il giubbotto a renderla triste e non le ali. Alice, perché non ti togli questo vecchio giubbotto malandato? Le suggerirono un giorno mamma e papà. Lei li guardò dubbiosa e quando i suoi genitori le sorrisero, Alice ricambiò. Forse avevano ragione. Quindi si tolse il giubbotto e aprì le sue meravigliose ali. Con un salto Alice prese il volo. Finalmente era libera. Dall'alto vide altri bambini, tutti con i loro giubbotti pesanti. Guardavano Alice volare e si scambiavano occhiate tra loro. Un attimo dopo, il cielo si riempì di ali colorate. Alice
non era mai stata così felice e capì che nessuno è perfettamente normale, ma lei era perfettamente Alice e così doveva essere. Allora, adesso ci avvaliamo della collaborazione di Mirko, vero Mirko? Vieni a giocare con noi, vero? Nel vero senso della parola, usando il verbo all'inglese, viene a giocare con noi, no a suonare, a giocare, vero Mirko? Adesso facciamo l'ultimo brano del repertorio classico, che è forse uno dei temi più conosciuti al mondo, se non l'inno nazionale europeo, anche è stato scelto anche come l'inno nazionale europeo, e è l'Ode alla gioia dall'ultimo movimento della Nona Sinfonia di Beethoven.
E adesso finiamo con gli ultimi 2 brani che non hanno bisogno di presentazione perché li conoscerete sicuramente. Per cui io vi saluto già da adesso, faremo gli ultimi 2 brani, sono 2 compilation di musica da film e con un po' di sorpresa dentro, dai. Non vi voglio svelare troppo. Buon ascolto.
Voglio vedere chi non conosce questo. Sì. Pausa, poi facciamo l'altro. Però subito veloci con le pagine.
volete, ma basta. Grazie. Sei scappata, ti dovevo presentare. E si scappava. Arrivo, tu vieni? Scappi via. Ma dovete fare il bis? Adesso aspetti che non ho capito cosa devo fare.